solo il nostro Signore Gesù Cristo, che ci porterà a un posto in dove niente di quello che stiamo a lottare oggi sarà importante. Non sarà importante soldi, lavoro, questo e quest'altro. Sarà importante solo che noi arriviamo lì e vedere Dio faccia a faccia, come ce l'hanno promesso, come ci ha promesso il nostro Signore Gesù Cristo. E quindi che ognuno di noi sia cosciente che dobbiamo ancora fare di più, dobbiamo ancora annunziare. Come sono belli i piedi di quelli che annunciano la pace. Che i nostri piedi possano essere belli così, come c'è scritto. Io dico come c'è scritto, come ci ha lasciato detto Dio di fare. Che ognuno di noi sia consapevole e sia orgoglioso di stare nella strada giusta. Che tante volte noi andiamo di qua, andiamo di là, però la strada giusta è questa. Quindi che noi possiamo essere contenti, felici e che il nostro cuore sia soprattutto limpido, che sia un cuore come il Signore ci ha comandato. Amen. Amen. Ora volevo fare per le offerte e le decime, che sappiamo che non è obbligatorio, questa è una cosa che noi offriamo soprattutto a Dio, che possiamo noi mettere come prima cosa, come primo obiettivo nella nostra vita, gradire a Dio. E possiamo mettere, non dare quello che ci avanza, non fare come tante persone sento sempre, ma non le dico niente perché ognuno nel suo modo di dare fa come credi. Non diamo quello che avanza a Dio, diamo prima a Dio e poi Lui ci penserà. Che il nostro cuore sia sempre così, diamo prima a Dio tutto e poi staremo meglio. Sappiamo che non è obbligatorio, che questo serve per andare avanti con l'opera del Signore, che ognuno di noi metta nel suo cuore, continuare con questa opera che non si deve fermare. E Dio ha scelto tutti noi perché questa opera vada avanti, soprattutto con la sua parola. Amen. Possiamo chiamare la sorella Jessica alla sorella Priscilla. Così almeno passo per la raccolta delle decime e delle offerte. Saluto tutti con la pace del Signore. Preghiamo per questo momento dove offriremo, loderemo, offriremo al Signore. Signore, vogliamo lodarti e ringraziarti, Padre, vogliamo benedire il tuo santo nome perché ora noi possiamo essere partecipi nella crescita e nella manutenzione del tuo regno. Signore, anche con le nostre finanze, anche con la nostra offerta. Signore, vogliamo chiederti che tu possa moltiplicare, che tu possa provvedere, Signore, per la tua chiesa, per la tua casa, per la tua opera, Signore, che tu possa anche provvedere il lavoro per quelli che hanno bisogno, che vogliono partecipare di questo momento, Signore, che tu possa ricevere tutta quell'offerta, tutte le decime che vieni dal cuore, Signore, vieni dalla voglia di gradirti, di ubbidirti e di ringraziarti, Signore. Io ti ringrazio per tutto, io ti ringrazio per tutti quelli che offriranno nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Lodiamo insieme sulla bontà di Dio.
Alleluia. Gloria a Gesù. Non importa, possiamo anche cantare senza. Ti amo Dio, la tua grazia non fallisce, tutti i giorni sono nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino al mio dormire. Canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele. In ogni tempo sei così buono. Con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà. Amo la tua voce, mi hai condotto in mezzo al fuoco, nella notte buia, mi sei vicino come nessun altro. Ti conosco come padre, migliore amico mio, perciò canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele. In ogni tempo sei così buono, con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi arrendo a te, io mi prostro e ti dono tutto, Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi prostro a te, io mi arrendo e ti dono tutto, Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. In ogni tempo sei fedele. In ogni tempo sei così buono, con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà. Canterò della tua bontà. Amen. Bambini. Joao, puoi passare così preghiamo per i bambini? Bene, bene. Pace a tutti.
Senhor nosso Deus e Padre, em Tua presença, Senhor, te apresentiamo, Senhor, questi due bambini, Senhor, che il Signore tenga, Senhor, loro nella Tua presenza, Senhor, e insegna, Senhor, il cammino che loro devono andare, Senhor, sempre nella Tua presenza. Ti pedimos, Senhor, che o Senhor anche dê sabedoria, Senhor, ai seus genitori, para que possano, Senhor, sempre, in ogni giorno, Senhor, insegnare i Tei figli nella Tua presenza, Signore. Questa è la... Ti ringraziamo, Signore, in nome di Gesù Cristo. Amen. E ora passiamo la parola al pastore. Vediamo un po' che il Signore ci deve comunicare oggi. Bene? Amen. E che questa parola sia direttamente per quello che pensiamo che è il nostro problema, che alla fine non è, perché oggi il Signore ci parlerà firmemente. Pace a tutti. Sono freddolento oggi, sento molto freddo, ma perché sabato sono stato da Giuseppe a visitarlo e mi sono seduto nel divano molto basso e mi sono stroncato la schiena, perché quando mi sono alzato mi sentivo proprio fuori posto e i dolori ci fa essere più sensibili al freddo, no? Quando tu senti dolori senti più freddo, almeno con me succede così, ma gloria a Dio che mi sto riprendendo. Oggi sono già molto meglio di ieri, no Anna? Ieri ero proprio così, nella riunione degli uomini, che vorrei ringraziare agli uomini che non sono stati ieri nell'incontro, mi siete mancati, ma ci sarà un'altra opportunità, ringraziare il modo di dire, no? Loro sanno che sono mancati, ma il 28 sarà il nostro incontro di coppia, quindi sto già anticipando. Stiamo facendo un lavoro molto piano piano, perché non bisogna di fretta, bisogna di... Cosa bisogna? Costanza. È vero o no? Chi corre si stanca, ma chi cammina arriva. E questo anno, se Dio vuole, io vorrei fare 2 incontri, oltre questo che si fa di coppie di uomini e donne, vorrei fare 2 incontri con la Chiesa, che sarebbe un pomeriggio teologico, dove noi prenderemo un tema. Io ho già un tema che vorrei parlare, che è ecumenismo, e noi riuniremo tutte e 2 chiese in un giorno, una serata, per portare un tema teologico, ma non sarà proprio non sarà un culto, sarà un dibattito su quel tema, perché la Chiesa deve crescere nella parola, no? Io sento proprio il bisogno, sento già la Chiesa già non matura, ma sento già la Chiesa che necessita ricevere questo tipo di alimento. E quindi questo anno non posso fare tutti i mesi, ma semestralmente faremo questo semestre un incontro e l'altro semestre un altro incontro. Possiamo parlare della Trinità, sono temi che magari uno non parla, o sa ma non sa tutto, o ha una idea, nessuno sa tutto. Però per esporre le linee teologiche, discutere, e alla fine usciamo tutti amici, fratelli, perché anche se abbiamo differenze nelle
nelle linee, ma c'è un arrivo solo, sì o no? Quindi è come i miei amici che dicono: ah, ma io credo che noi affronteremo la grande tribolazione. Ho detto: bene, io ti auguro una buona tribolazione, comunque credo diversamente, ti faccio augurio di una buona tribolazione, ma io credo che sarò rapito. Tu credi che passerai la tribolazione? Importante è che io e te crediamo che andremo dallo stesso Signore, è vero o no? Quindi se uno passerà e un altro no, beh, saprà il Signore quello che è. Comunque non c'è divisione per questo, no? Non ci sono divisioni, perché siamo fratelli in Cristo. Mettiamoci in piedi, sono felice che c'è Federico qui con noi. Questo ragazzo, io prego per lui: Signore, dov'è Federico? È qui oggi con noi, ci dà questo piacere. Oggi a Firenze c'erano tanti fratelli di qua. Io dico sempre: fratelli, noi possiamo frequentare tutte e due chiese, qua e là. Possiamo, se siamo liberi, possiamo fare due, non importa. Veniamo qua, andiamo là a Firenze, partecipiamo, veniamo qua. Nessuno è impedito di partecipare. Io non impedisco nessuno di andare da un'altra chiesa, immaginate, dalla stessa chiesa. Quindi non c'è impedimento qui. Qui non c'è siepe, qui c'è pascolo. Amen? Perché la pecora rimane per il pascolo, per l'erba, non per la siepe, perché la siepe può saltare, no? Rompere, ma il pascolo no, lì c'è il mio pascolo buono, vado lì a mangiare, è vero o no? E quindi è così. E oggi c'erano tanti fratelli di qua, là, la mattina, ma non sono venuti la sera. Io dico: guarda, se tu sei di Scandicci, qual è la priorità? Venire a Scandicci. Se tu sei là di Firenze, centro, la priorità è andare là. Se tu puoi fare tutte e due, fallo tutte e due. Ma importante è seguire, perché i fratelli a volte di là o di qua sentono la mancanza di: ma non è venuto, ma è andato là. Ma non si sa, perché io non posso ogni domenica portare un resoconto di chi era là, chi è qui, no? E ela: ma non ho mai visto Tizio, ma sta andando là. E così c'è questo scontro. Amen? È importante capire anche questo. E vorrei portare saluto dai fratelli svedesi, sono stato in Svezia, vorrei chiedere anche a voi preghiera per la Chiesa svedese, che in Svezia sta avendo un grande risveglio spirituale, ma in mezzo al culto quella svedese, Elena, è venuta e ha detto: pastore, devo dirti. Ho detto: cosa? Non mollare, abbiamo bisogno di voi, perché Dio sta risvegliando la Svezia. Però purtroppo le chiese che ci sono qui sono compromesse con lo Stato e quindi loro hanno struttura ma non hanno più spiritualità. E i ragazzi vogliono capire, comprendere, ma non trovano risposta nelle chiese. E sono grandi chiese che ci sono lì e si vede proprio i giovani, eravamo in tanti sabato scorso là, e si vede proprio i giovani che vogliono cercare il Signore, che desiderano il Signore, ma stanno così, cercando senza sapere dove trovare. E lo studio biblico ogni martedì sera siamo anche un buon numero lì radunati online e il Signore sta operando. E vorrei chiedervi anche di avere un po' di pazienza questo semestre. Abbiamo un'agenda molto piena anche con questa attività all'estero, e a volte quando i fratelli non mi vedono, non pensare il pastore a fare giri, a viaggiare di là e di qua, perché
è un girellone, no. Io sono uno che sto molto a casa, mi piace più essere a casa, ma la necessità è molto grande e con l'impegno che ho bisogno anche di dare il mio contributo rappresentando questa Chiesa. Quando vado rappresentando questa Chiesa che è fedele al Signore e che fedelmente continua facendo l'opera del Signore. E quando noi pensiamo ai fratelli là o oltre, pensiamo, ma loro non è possibile che là non abbia una persona. Allora, qui in Italia sarà che non aveva un altro se non io che dovesse venire di Brasile? Quindi, come io sono venuto dal Brasile qua, come risposta di una preghiera, come volontà di Dio, anche lì so che il Signore provvederà, ma mentre non c'è, il Signore ci dà la forza, la gioia e la condizione di andare, ricordando sempre che loro sono responsabili per il nostro tragitto, ecco, è loro che ci sostengono nell'andare, nel tornare e nel rimanere là, ci ospitano là, quindi per la Chiesa locale non ci sono spese, perché nessuno pensi, pastore, no, non ci sono spese perché loro desiderano e fanno questi contributo per portarci là, per fare questa opera. E quando siamo là, cosa tu conosci, pastore? Io conosco la casa della sorella, di là si va alla stazione centrale, si prende la tranvia numero 7, Tinderedi, e si scende a Frolunda, che quando scendi dalla tranvia c'è la chiesa davanti. Ecco, è questo il tragitto che conosco tutto questo tempo che sono stato lì. Adesso faccio da solo, bravo o no? La sorella dice, vado prima, dopo tu arrivi. Ho detto, tranquilla, vai che io so arrivare. E quando arrivo dall'aereo, lei non ha nemmeno bisogno di prendermi, perché so, quando esco, prendo il bus Gotemburgo, che mi lascia alla stazione, e là vado a piedi, faccio quello tragitto, so già tutto lì e arrivo a casa sua lì. È una benedizione. È questo che conosco lì. Quindi, hai conosciuto questo, niente, perché non vado lì come turista. Io non sono un turista, io sono un operaio di Dio. Ho un impegno con il Signore e responsabilità anche sulla vita delle persone che mi portano lì e anche delle offerte che loro fanno per farci andare lì. Come qui sono responsabile, questi 8 anni, i fratelli che mi accompagnano sanno che io cerco di fare valere la pena ogni centesimo che la Chiesa brasiliana investe in noi per fare l'opera del Signore qui. Anzi, ho detto al mio pastore, adesso mi trovo in questa condizione, se tu hai qualcuno sano che vuoi mandare al posto mio, puoi mandare, sono tranquillo perché capisco che adesso non sto facendo tanto e quindi mi sento molte volte inutile per non poter fare quello che facevo prima. Non ho più la forza. Ho preso questa settimana una scatola di kiwi e lì sono stato male, sono rimasto male per quel peso. Anche se voglio, la voglia non basta, la forza per ora non c'è. Ma il Signore mi ha detto che come è venuto questo male andrà. Il Signore mi ha detto e quindi sto aspettando che se ne vada. Amen? E mentre non se ne va, io continuo dando gloria a Dio. Amen? Quindi uno dei problemi della Chiesa svedese è che non c'è più sacrificio. E quando non c'è più sacrificio, cosa c'è? Niente, perché sull'altare di Dio, quando si faceva il sacrificio, scendeva fuoco. È vero o no? Ma quando non c'era sacrificio, c'era fuoco? La Chiesa là è mantenuta dallo Stato 100%, nessuno deve preoccuparsi con niente. Se è una ristrutturazione, lo Stato lo fa. Se è una pittura, lo Stato lo fa.
Se è la bolletta, lo Stato paga. Se è questo, lo Stato fa tutto. È comodo, no? E tu vai in chiesa, vai, torna. E non fanno niente, ma niente. Nostra chiesa potrebbe avere anche questa condizione qua, perché esiste 5 per 1000, 8 per 1000, ma mentre sarò il pastore di questa chiesa, non voterò e ne permetterò che la chiesa riceva questi soldi, perché la chiesa questi 8 anni è stata mantenuta 100% dal sacrificio che i fratelli fanno, dando la loro decima, dando la sua offerta, la loro offerta. Allora, se abbiamo attraversato 10 anni così, possiamo attraversare altri o no? Sì o no? Quando il Signore ha detto di costruire l'arca, ha chiesto al re di Egitto, al re di Moab, al re di Ammon, ha detto a chi? Al popolo: portate le vostre ricchezze, oro, argento, lino, tessuto. È vero o no? Dio non chiede niente in più di quello che noi abbiamo. Lui vuole solo quello che noi abbiamo. Lui non ti chiederà oltre di quello che tu hai. Quindi abbiamo un impegno spirituale e una responsabilità. E quando noi bruciamo nell'altare di Dio, bruciamo perché quel fuoco è fuoco di Dio. Il mondo brucia nell'altare di Baal. Noi bruciamo nell'altare di Dio il nostro sacrificio. Amen? Provérbio capítulo 14, versetto 12. Oggi noi mediteremo su questo proverbio. Provérbio di Salomone, capítulo 14, versetto 12. Perché la collana, perché il proverbi, vedete che la parola è nel plurale, proverbi, perché uno è proverbio, sì? E tutti sono i proverbi. Quindi è una collana di proverbi. Una collana. Questo libro è una collana. E ogni versetto è un proverbio. Per questo noi leggeremo un proverbio di Salomone, che dice: c'è una via che all'uomo sembra dritta, ma essa conduce alla morte. Amen. Accomodatevi, fratelli. Allora, il testo parla di una via che sembra diritta, ma sembra a chi? All'uomo. L'uomo naturale, ok? L'uomo spirituale vede diversamente, non vede come l'uomo naturale, perché l'uomo naturale vede solo quello che c'è nello spazio e nel tempo. Invece l'uomo spirituale, oltre ciò che è nello spazio e nel tempo, vede ciò che c'è nel regno spirituale, che lo fa vedere il Signore. Perché? Perché la sua lente è la Bibbia. Cosmovisione biblica, perché c'è la cosmovisione, che è il modo di come vediamo, ma c'è la cosmovisione biblica, è il modo come vediamo secondo la Bibbia. Quindi bisogna capire non come vediamo, non il nostro parere, non come pensiamo, ma come vediamo tramite la parola di Dio. C'è un modello. Allora, il testo dice che questa via sembra diritta, che vuol dire
che è una via comoda, che è una via gradevole, che è una via che ci dà un po' di comfort, diciamo così, no? Questa via mi sembra buona, apparentemente sembra buona. Questa via può essere usata come tante cose, possiamo congetturare su diverse cose, sull'amicizia, amicizie che sembrano buone, su un lavoro, questo lavoro sembra buono, però il testo che il tema che vorrei trattare è giustamente il tema della vita spirituale, della via spirituale e della via carnale. La Bibbia dice che la carne si inchina per le cose della carne e lo spirito per le cose dello spirito, che la carne e lo spirito combattono uno contro l'altro. Allora, avendo questa verità davanti, che ieri ho parlato agli uomini su onestà, e onestà è un comportamento, sincerità è la comunicazione e la verità è un fatto. Quindi un uomo onesto comunica con sincerità la verità. Amen? Questo abbiamo imparato ieri. Quindi questa via sembra perfetta, sembra dritta, ossia è ingannevole, perché apparentemente sembrava che fosse buona. Quante volte noi abbiamo cascato noi siamo cascati o siamo caduti in una situazione che sembrava buona e dopo abbiamo visto che non era buona? Quanti di noi ci siamo trovati in una condizione che inizialmente sembrava perfetta? Questa è la soluzione perfetta, ma alla fine non era perfetta. Quindi questo proverbio parla dicendo, ma essa conduce alla morte, perché sembra diritta. E come sapere che non è diritta? Come sapere che questa via non è buona? Come riconoscere che questa strada non è una buona strada? La Bibbia dice che Gesù, lo stesso Gesù ha detto, io sono la via. La prima cosa che noi dobbiamo cercare è se c'è Gesù su questa strada. Ah, c'è Gesù perché ha provveduto proprio Lui sapendo la mia necessità. No, non è così. Noi molte volte vogliamo mascherare il carnale con una maschera di spirituale e non lo è. Vogliamo dire, questo è spirituale, ma dietro tutto non è spirituale, perché il suo frutto ci dice che non è spirituale. Il suo frutto non è spirituale. Quindi quando noi pensiamo a questo, noi subito comprendiamo che questa via apparentemente ci tira, ci porta, ci conduce dentro le nostre necessità. Ma possiamo essere guidati dalle nostre necessità? Dai nostri bisogni? Sì? No. Un giorno sono stato a vedere un terreno
con un fratello. E quel terreno là, bello, grande, e quel fratello ha detto: pastore, qua è il posto giusto, non abbiamo bisogno nemmeno di pregare. Io ho guardato quel fratello così, ho detto: perché? No, pastore, guarda, il prezzo è buono, il terreno è grande, buono, corrisponde alle nostre necessità, quindi non bisogna nemmeno pregare, questa è già risposta di Dio. Perché perdere tempo pregando? E io ho detto a lui che né tutto che brilla è, né tutto che risplende è oro. E infatti dopo abbiamo saputo, nella negoziazione, è venuto fuori che il terreno era di famiglia e apparteneva a una persona, a un'altra persona, e quello voleva vendere perché si sentiva nel diritto di vendere, e ossia io vendo perché ho il 50% e quell'altro 50% che non vuole vendere, come faccio? E dopo rimanevamo lì in una situazione che non potevamo fare niente, spendevamo soldi e alla fine non potevamo fare quello che volevamo fare, perché non è così. Sembra buono, questo è veramente risposta di Dio, questo veramente è... No. C'è un detto che dice che uno quando vuole allontanarsi, Satana prepara subito non una barca, ma una bella crociera, con tutto pagato, incluso, all inclusive. Quando tu pensi di, perché voglio uscire, voglio cambiare di posto, Satana subito... Quando Giona ha voluto andare contrario alla volontà di Dio, c'era una barca o no che l'aspettava? Verso Tarsis, ha comprato il biglietto. Poteva arrivare lì e non avere il biglietto. Quante volte noi vogliamo acquistare un biglietto o qualcosa, non c'è più? Poteva essere così, no? Arrivare lì, lui non voglio un biglietto verso Tarsis. No, non c'è. È Dio che sta dicendo che non devo andare a Tarsis. Ma lui permette, e la volontà permissiva di Dio non vuol dire la sua volontà sovrana. La volontà di Dio permissiva tante volte è per insistenza nostra, perché noi insistiamo in seguire quella strada, in fare quella cosa, intraprendere quel tragitto, ma Dio permette non perché Lui desidera quello per noi, permette perché noi insistiamo. E allora tu vuoi, allora vai. È andata a buon fine? È andata a buon fine? Il percorso di Giona è andato a buon fine? Cosa è successo? Una tragedia. E per poco non è morto. Fratelli, molte volte noi intraprendiamo destinazione che sembra la volontà di Dio. E non è perché c'è biglietto, c'è nave, c'è risorse che vuol dire essere la volontà di Dio. Molte volte quando non c'è biglietto, non c'è nave, non c'è niente, Dio ci dice: ma ti do la forza per tu nuotare fino là, vai, voglio che tu passi, ma passi nuotando. E si passa. E si arriva. Perché non possiamo avere in testa l'idea che se Dio vuole provvederà tutto. Fratelli, non è così, perché se noi paragoniamo la volontà di Dio con la provvidenza, anche Satana provvede per ingannarci. È vero o no?
Perché a volte noi diciamo, no, se Dio vuole, provvederà ogni cosa. È vero che Lui provvederà i mezzi, ma a volte i mezzi di Dio sono le tue gambe, non è una macchina. Allora, se Dio mi domandasse oggi, io non ho una macchina, ma se Lui mi domandasse, tu vuoi 2 gambe nuove o una macchina, la mia risposta sarebbe, io ho bisogno di 2 gambe nuove, non quella di ferro, queste 2 rinnovate. Perché ci sono quelli che quando uno taglia e metti quello di ferro, no? Di silicone, di tante cose, no, quello non voglio. Ma se Dio mi domandasse oggi, se Dio domandasse a te, quale cosa tu preferivi? Se era una mano restaurata, nuova, o un autista, cosa tu preferivi? Io preferivo la mia autonomia, sì o no? Quindi non è sempre che le cose sembrano perfette perché Dio ha provveduto, che è di Dio, che la strada è di Dio. Stamattina dicevo proprio a Firenze che Balaam ha preso strada e l'ira di Dio si è accesa contro di lui, perché quando Balac è venuto da lui a dire, guarda Balaam, io voglio che tu maledica il popolo di Israele, perché è numeroso e benedetto. Perché Balac è venuto da Balaam? Perché aveva spazio per negoziare con Balaam. E Satana non proporrà niente a te che tu non abbia spazio di negoziazione, perché sa che se negozia con te quello che non ti interessa è una negoziazione persa, sì o no? Chi investirà su un campo che non produrrà? Tu farai investimento in un campo che non avrà ritorno, che non avrai ritorno, che non avrai profitto? Certo di no. Perché noi non vogliamo spendere senza ritorno. Ma molte volte spendiamo senza ritorno perché noi intraprendiamo strade che sembrano buone, ma non sono strade che è la volontà di Dio. Sembrano buone, ma non sono la volontà di Dio. La parola ci dice ancora. Capitolo 15 di Proverbi. Versetto 16 che dice: meglio poco col timore del Signore che gran tesoro con turbamento. Fratelli, Dio non è sinonimo di abbondanza. Stiamo vivendo purtroppo una vita, un periodo, un tempo, una situazione che le persone si dimenticano che Satana vuole ingannarci perché? Perché sa cosa cerchiamo. Che cosa tu sei venuto a fare? Cosa tu sei venuto a fare oggi qui? Cosa tu cerchi qui? E Satana lo sa. Quando Gesù è arrivato in Gadara, cosa ha urlato quello demoniato? Gesù, che sei venuto a fare qui, figlio del Dio Altissimo? Sei venuto a disturbarmi, vero o no? Lui sapeva cosa pretendeva Gesù lì.
Qual era a pretesa di Gesù lì? Distruggere l'impero delle tenebre in quella città, perché il proposito di Gesù è questo, è salvare, è liberare, è trasformare. Il proposito di Gesù non è fare nessuno ricco, nessuno potente, nessuno politico, no, il proposito di Gesù è salvare. E mentre tu cerchi Lui per avere, non troverai soluzione, ma quando tu cercherai Lui nel proposito di essere salvato, allora sì, vedrai la potenza sua manifesta nel suo sacrificio di salvezza, la croce, la potenza della croce. Il problema è che noi cerchiamo la via che è più piacevole e sembra buona, perché adesso c'è, come la sorella Elena in Svezia, c'è una ricerca, perché la politica è già rovinata. Chi crede a un politico? Nessuno. Chi crede a un partito? Nessuno. Chi crede a una ONG? Nessuno. Ora uno bussa alla porta, non perché sto chiedendo un aiuto. Chi si fida di aprire la porta per dare? Prima si fidava, sì o no? Prima si aiutava, sì o no? Ma adesso? Perché la fiducia delle persone non c'è più, loro non si fidano più negli altri. Quindi noi siamo in un mondo senza fiducia e loro cercano qualcuno per fidarsi, ma non cercano qualcuno per salvarsi. Perché vogliono una stabilità. E Gesù è roccia o non è roccia? È roccia di stabilità. Ma se noi cerchiamo per la salvezza, perché se noi cerchiamo per interessi è pietra di inciampo. E uno intraprende la strada e fra un po' smette. È vero o no? Comincia e non finisce. E quante persone conosciamo che piace? Io conosco persone che piangono. Io desidero servire il Signore, ma non ce la fa. Viene una domenica, viene un'altra, ma non c'è quella perseveranza, la costanza, non c'è. Perché? Perché il suo interesse non è quello, non è Gesù. Il suo interesse è risolvere il suo problema familiare, il suo problema economico, il suo problema di salute. Gesù è molto di più. Gesù è medico dei medici. Capito com'è l'altezza di Gesù? Gesù è padrone di tutte le ricchezze della terra. La Bibbia dice nel Salmo 24, del Signore è la terra e tutto che è in essa. Non possiamo abbassarlo al nostro livello, fratelli, pretendendo avere una vita comoda, perché questa vita con Gesù non ci saranno comodità, perché Lui stesso ha detto: nel mondo avete afflizione e tribolazione, ma fate animo, perché io ho vinto. Allora Lui ci ha dato la possibilità. Ha detto: non sarà facile. E invece di prendere questa strada che per te sembra buona, perché è una strada molto piacevole, segui la strada di Gesù. Ma perché nessuno vuole la strada di Gesù? Perché la strada di Gesù richiede rinuncia. La strada di Gesù richiede sacrificio. Dobbiamo rinunciare a noi stessi, rinnegare noi stessi, prendere la nostra croce, sacrificio, e seguirlo. E chi vuole più rinnegare se stesso? Se oggi noi viviamo in un mondo che tutto il tempo è primo io, secondo io, terzo io.
No, devo pensare prima a me. È vero o no? Se tu vai da una persona per prendere un consiglio, perché tu devi pensare prima a te, tu hai pensato molto agli altri. Tu hai pensato molto agli altri. Devi pensare prima a te. È vero o no? Stiamo vivendo tempi così. Perché no, tu sei dato molto da fare alla tua famiglia. Tu devi fermarsi un po' e pensare un pochino a te, come se il tuo sacrificio che hai fatto per la tua famiglia o per quello è stato invano. La Bibbia dice che tutto che noi facciamo agli altri sta davanti al Signore. È Lui che paga, è Lui che ricompensa. Ma no, oggi ci propongono una via quale, dove l'uomo è il centro. E noi siamo diventati persone, adulti, bambini. Perché sono i bambini che a volte piangono per essere il centro, no? Se tu stai parlando, può analizzare. Se ci sono due adulti e un bambino, e quei due adulti stanno parlando, il bambino fa di tutto per tirare l'attenzione e vuole parlare e entra nella chiacchiera e dice lì e sale e fa delle cose. È vero o no? Ma noi agiamo come bambini se noi agiamo così. Ma cosa bisogna avere? Maturità spirituale. Perché la Bibbia dice che lo spirituale discerne tutto. E quando discerne, non rimani fermo. Discerne e segue. Discerne e prosegui. Discerne e continua con il peso della sua croce, non abbandona la croce. Dio ha tante cose per fare nella mia vita e nella tua vita. Ma la leggerezza che questo mondo ci propone non è la leggerezza del Vangelo. Perché la leggerezza del Vangelo è peso per il mondo. Quando uno sente peso in essere credente, è perché ancora è del mondo. Pastore, perché non è facile. No, non è veramente facile, ma Gesù ha pregato così. Io ti prego, Padre, di non toglierli ma di proteggerli, preservarli dal mondo. È quello che il Signore desidera. Noi non usciremo di qua. Dio non farà di noi robot che deciderà per noi. No, Lui non farà così. Non farà così. Lui lascerà sempre davanti a noi la scelta. Che è piacevole, ma nonostante è difficile, è vero o no? La scelta è piacevole. Chi vuole rimanere senza scelta? Tu vuoi una vita senza scelta? Chi vuole? Ma è facile o difficile? Scegliere è difficile. Sa perché? Perché quando scegliamo, prima cosa veniamo al nostro incontro. Secondo, degli altri. Perché la nostra posizione mette in confusione tante persone. Ma come mai te? Sì. Ma tu che eri... È vero, sì. Ero. Ma tu eri un bravo uomo, tu avevi... quella cosa che tu facevi non era niente. Satana dirà sempre così. Ma tu dirai, meglio poco con il timore del Signore, che gran tesouro com
turbamento. Versetto 17, meglio un piatto d'erbe dove è l'amore che un bue ingrassato dove è l'odio. No, è meglio così, Signore. È meglio questo poco. È meglio meno amici, è meglio questo, meno soldi, ma io so che la fine di questa strada è vita, perché Gesù ha detto: io sono la via, sono la verità, ma sono anche... E di che vale l'uomo guadagnare tutto il mondo e perdere la sua anima? La giovanezza passa, io sto guardando Federico, che un giorno, quanti anni? 5 anni fa che lo conosco, era un ragazzino, un adolescente, è già un uomo. E fra 5 anni sarà sposato con la famiglia, e il tempo passa. E passa veloce. Ma noi, fratelli, non possiamo arrenderci al sistema di questo mondo, alla proposta di questo mondo, perché è piacevole, perché è gradevole, perché sembra buona. No, sembra buona non vuol dire buona, perché buona davvero qual è? La volontà? Quella è buona. Quella è buona. Ma non solo buona, è perfetta e è gradevole. Magari oggi tu sei qui e ci sono tante altre persone fuori. Dicevo oggi a una persona: tu hai scelto di venire qui, ma i tuoi amici dove sono? Altri dove sono? Anche dentro la chiesa tu guardi destra, a sinistra e dici: è mancato questo, è mancato quell'altro, è mancato quell'altro. Se tu ti lasci coinvolgere col disanimo, con la freddezza, con la superficialità degli altri, tu non prosegui. Perché la vera via non è la via della maggioranza, è la via del Signore. La vera strada non è la strada dove c'è la grande folla, ma è dove c'è il Signore. E né sempre c'è il Signore nella moltitudine, nel monto, nella maggioranza. Ma c'è il Signore anche nel poco, nella strada stretta. Quando Balaam camminava e c'era l'angelo del Signore in una strada stretta. In una strada stretta c'era l'angelo del Signore. Lui camminava sopra l'asina, verso la strada stretta, e c'era il Signore là. E l'asina ha detto: io non posso passare. E si è fermata. Si è sdraiata per terra e lui è rimasto male, ha detto: se io avessi una spada adesso ti tagliavo la gola, ti tagliavo la testa. E l'asina ha aperto bocca e ha parlato a lui. Molte volte noi ci arrabbiamo nella misericordia di Dio, che fa la strada strettare, essere stretta, e stringere. Lui stringe la strada per noi e noi: ah Signore, sono soffocato. Ma è la salvezza. Quella caduta di Balaam era la sua salvezza, perché se lui insistesse, quella spada veniva sulla sua gola. E molte volte noi guardiamo una situazione difficile come la rovina o la fine, quando è l'inizio di tutto. È vero o no? Guardiamo una situazione lì spiacevole come se fosse la fine. No, guarda, quello è stata una liberazione che tu nemmeno lo sai dire. Se tu potessi
vedere con gli occhi spirituali, se tu capissi questo che sta succedendo, cosa Dio sta facendo tramite questa malattia, questa situazione, questo problema, tu glorificavi Dio, perché questa è la tua salvezza. Dio opera anche in mezzo alla tempesta, Dio opera dentro l'uragano, Dio opera dentro la tana dei leoni, Dio opera anche dentro il fuoco, la fornace di fuoco. Ah, não, perché c'è un bel vento, un bel giardino, c'è Dio. Ah, che neve bella. Guarda la grandezza di Dio. E tu non guardi la grandezza di Dio quando c'è la prova? Che Lui ti risparmia? Tu non guardi la grandezza di Dio quando ci sono altre cose? No, ma perché la neve è caduta 2018 a Firenze, adesso è caduta quest'anno. Guarda che Dio è meraviglioso sempre, nel sole, nella pioggia, nel vento, nell'inverno, nell'estate. È così o no? Lui è sempre, tempo e tempo, tutti i tempi, Lui è. Ma le persone sono così superficiali. È come io dico, no? Quando un vaso è molto piccolo di statura, basta una goccia che li riempie. Ma Dio ci chiama alla profondità, a crescere. E quando il vaso cresce bisogna più olio. Non sta meravigliato solo per causa della neve, non, gloria a Dio, ma si meraviglia anche con la mattina di pioggia. Si meraviglia anche con il vento che soffia. Perché quel vento che si è soffiato lì in quel mare di Genesaré, quasi alla fine i discepoli hanno detto: che uomo è questo che comanda il vento e il mare? Che uomo è questo? Chi è questo uomo? Si sono meravigliati. Ma c'era una brezza, c'era una tempesta. Quindi, fratelli, ci sono vie che sembrano buone, che sembrano perfette, dritte, ma la fine è di morte. Non ingannate, non lasciare ingannare dall'apparenza. No. Finisco con la parola che Gesù ha detto: l'albero buono produce frutto buono. L'albero cattivo produrrà il suo frutto cattivo. Ma è del frutto che si conosce, non è delle sue foglie, non è del suo tronco. Ma guarda che bell'albero grande, bello! Ma il frutto è buono? Quando si mangia è velenoso, pericoloso. Alleluia! Ma il Signore ci chiama a non lasciarci ingannare dall'apparenza. E per questo ci ha dato lo Spirito Santo dopo il suo sacrificio. È sceso lo Spirito Santo che nell'epoca di Balaam lo Spirito Santo attuava nel ministero profetico, ma nella nostra epoca lo Spirito Santo è in noi, nella completa e attuale e nell'attualità dei doni. Amen? Tramite i doni spirituali. E questo Spirito Santo è in noi e lavora in noi e ci fa avere discernimento, visione spirituale. E non confondiamo la volontà permissiva. Signore, se tu permetti, io andrò lì. No, Signore, se tu vuoi. Se tu vuoi. Oh, Signore, se tu permetti, faremo così. No. Signore, se tu vuoi, si farà così. È diverso o no? Perché un permesso, il progetto è mio. È vero o no? Io vado a chiedere un permesso, ma ho un progetto. Ma quando noi diciamo, Signore, io ho fatto questo progetto,
ma se tu vuoi, si farà così, perché stiamo dando a Lui la possibilità di cambiare il progetto. Quando noi accettiamo Gesù, noi diamo a Lui la possibilità di cambiare la nostra vita. Quando noi ci arrendiamo a Cristo veramente, diamo a Lui la possibilità di cambiare questo progetto che è fallito, che sembra buono, ma è via di morte. Io ero via di morte, ma il Signore è entrato nella mia vita. Tu eri via di morte, ma il Signore è entrato nella tua vita e ha trasformato la tua vita. Fratelli miei, abbiamo bisogno oggi di non scegliere la parte confortevole, ma di scegliere la volontà di Dio. Di non scegliere quello che desideriamo. Io ho un desiderio. No, Signore, io voglio la tua volontà. E se ho un desiderio, il mio desiderio sei tu. Tu sei il mio desiderio. Amen? Glória a Dio. Che il Signore ci benedica. Quando o pastore parla, sento la necessità di esortare la Chiesa, perché voglio arrivare dal Signore e dire: quelli che mi hai dato, nessuno si è perso. Sono tutti qua, Signore. Arrivare con Remo e dire: guarda Remo qua, Elisa, Noah, Aaron, Giulia, Alba, Nati, ok Signore, questi. Arrivare dal Signore con tutti, perché nessuno si perde. Quando guardo questo tempo, mi preoccupo molto con i giovani, perché c'è un movimento che attira l'attenzione dei giovani, che attira. Prima Satana mescolava i giovani nel mondo e riduceva questi giovani. Adesso, come i giovani hanno sete di Dio, stanno cercando chi è Dio, allora lui prepara un cenário diverso, che sembra spirituale, ma è solo un ambiente spirituale, che sembra la verità, che sembra buono, ma entrano nelle strade che continuano lì a dire Gesù, 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 ma alla fine Gesù non entra qua, Gesù viene solo qui, con emozione, con lacrime, ma il Vangelo non è emozione, il Vangelo è vita, concretezza, è decisione. Io ho deciso. E questo che vi parla non è che non ha avuto opportunità di prendere altre strade, ma ho avuto tante opportunità di prendere altre strade. Ma dico come il profeta, come Asaf, quando i miei piedi stavano per vacillare, io ho visto, sono entrato nel santuario e ho potuto vedere la fine degli empi. Allora mi sono tranquillizzato. Lui si è tranquillizzato perché era agitato, perché diceva: gli empi prosperano, hanno tutto, fanno tutto, possono tutto, e io qua in questa condizione. Ma quando è entrato nel santuario, la parola gli ha fatto capire che per lui la fine era di vita eterna, ma per gli empi morte eterna. Quindi, fratelli, noi siamo credenti per vivere eternamente con Cristo. Il mondo è mondo per vivere un tempo. I grandi uomini hanno vissuto tempi, ma sono rimasti nei tempi. E il nostro Dio è Dio di generazione in generazione.
Amen. Mettiamoci in piedi, celebriamo la cena del Signore. La parola del Signore dice che nella notte in cui fu tradito, Gesù prese il pane, lo benedisse, lo diede ai suoi discepoli, dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Nello stesso modo ha preso il calice, lo benedisse e lo diede ai suoi discepoli dicendo: bevetene tutti, questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che faccio con voi. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Facciamo la preghiera consacrando questi due simboli che adesso, dopo la preghiera, rappresentano, simboleggiano il corpo e il sangue di Cristo. Amen? Vorrei chiedere al presbitero Talis di pregare consacrando il pane e il calice. Pace a tutti, preghiamo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em Tua presença, nesta tarde, Senhor, obrigado pela Tua palavra que falou conosco. Neste momento, Senhor, te apresentamos o pão e te apresentamos o vinho, Senhor, que representa ali o Teu sacrifício por nós, ali na cruz do Calvário. Deus Santo e Eterno, que neste momento, Senhor, que o Teu sangue possa nos fazer dignos, Senhor, de participarmos dessa ceia, Senhor, discernindo o Teu corpo e o Teu sangue, Senhor, que foi sacrificado por nós. Te apresentamos diante de Ti, Senhor, e te pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Nostro diacono servirà la Chiesa e prendete e aspettate per fare insieme. Potete servire? Sì, vai. E morì sulla croce un dì, la vita sua per me sacrificò, una rosa calpestata fu, morì Gesù con gran dolore. Pensando a me, sull'impotenza, su ogni re, sua natura e sulla creazione, ogni sapienza ed ogni via dell'uomo, egli con tutto ciò creò. su ogni regno, su ogni trono, su ogni cosa che può cambiare il cuore, su ogni ricchezza e sopra ogni tesoro. Posto sia colui che degno Ei morì sulla croce un dì, la vita sua per me sacrificò, una rosa calpestata fu, morì Gesù con gran dolore, pensando a me.
Alleluia. Manca qualche membro? Fratelli, abbiamo una promessa. Questa cerimonia non è una semplice cerimonia, non è un semplice rito, ma la Bibbia dice che Gesù ha portato su di sé anche le nostre malattie. Quindi, mentre celebriamo questa Pasqua, questa cena, il Signore ci può guarire anche delle infermità. Che Lui possa rinnovare le nostre forze spirituali. Perché la cena del Signore, io dico sempre, è il rinforzo dell'anima. E quindi celebriamo con gioia. La Bibbia dice che Gesù prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e diede ai Suoi discepoli dicendo: prendetene tutti, questo è il mio corpo. Tutti noi partecipiamo del pane, simbolo del corpo di Cristo. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Parimenti, dopo aver cenato, Gesù prese il calice, lo benedisse, lo diede ai Suoi discepoli dicendo: prendete e bevetene tutti, questo è il mio sangue. Tutti noi. Alleluia. Tu sei la nostra speranza, Gesù. Tu sei la nostra speranza, Gesù. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Ti ringraziamo, Signore. Ti ringraziamo per questa scena, per questo momento insieme, per la comunione della tua Chiesa nel partire del pane. Ti ringraziamo, Signore, per la tua presenza. Continua con noi. Amen. Gli avvisi, io vorrei, fratelli, finiremo un pochino presto dell'orario, perché vorrei 5 minuti con i membri della Chiesa per aggiornare delle cose della Chiesa. Amen? Gli avvisi della settimana. Dove è la sorella coraggiosa? Venha, coraggiosa. Ecco qua. Paz a tutti. O programa dessa settimana é martedì é estudo bíblico, mercoledì digiuno in preghiera alle 9 alle 11 e contiamo con tutti insieme aqui per lodare a Dio, né, pregare per tutti, pelas bases missionárias é qui. Amen. Amen. Glória a Dio. Che Dio benedica Federico, Alba. Speriamo che di estate, quest'estate, quando faremo il battesimo, lei senta questa certezza di seguire la strada con il Signore e parteciperà anche lei della cena del Signore. Amen? Gloria a Dio. Un abbraccio a tutti e non mancare, fratelli, il programma settimanale. So che non è facile, ma è un giorno solo, martedì, venire qua a pregare e studiare la parola. Dio ha sempre una parola buona. A volte noi diciamo, perché c'è questo, c'è quell'altro. Ci sarà sempre. O mettiamo come priorità o non facciamo. Amen? E abbiamo bisogno. Ok? E quindi martedì alle 19:30 c'è lo studio biblico e la preghiera qua. Lodiamo al Signore e ringraziamo Lui per questa serata. Padre,
Vogliamo lodarti e ringraziarti di questa sera, di tutto quanto hai fatto, pregarti, Signore, per aiutare Giuseppe in questa situazione, in questo momento che lui affronta. Oh Dio, prendi cura del tuo servo, che tu possa, Signore, guarirlo di ogni infermità e che il tuo nome sia glorificato in tutta questa storia, che lui possa vedere te e avere la certezza che tu sei l'unico Signore Salvatore della sua vita. Oh Padre, daglielo la certezza perché possa cercare con tutto il cuore la tua presenza e conoscere profondamente la tua parola. Benedice anche, Signore, quelli che oggi non ci sono, che loro possano anche, Signore, avere opportunità di partecipare, di essere. Ti prego per Gabriele, Signore, che tu possa fare, Signore, un'opera nella vita di quel ragazzo, perché so, Signore, che tu farai ancora e che tu farai fiorire questo campo per la tua gloria, perché non è nostro campo, è tuo campo, Signore. Fa fiorire questo tuo campo, portando questi ragazzi, uomini e donne, che ti servono e che ti serviranno con gioia. Nel nome di Gesù, ci accompagni, sia con noi durante tutta questa settimana. Benedice Federico, Signore, aiutalo in ogni cosa. Signore, che lui possa essere perseverante nel servire te e che il tuo nome sia glorificato nella sua vita, nel nome di Gesù. Amen. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti noi, oggi e per sempre. Diciamo amen? Che Dio vi benedica. I fratelli membri vengono qui davanti, parliamo 5 minuti veloci.